Siamo in votazione per le varie fasi del bilancio. All'interno del collegato alla legge di stabilità purtroppo ci sono troppe cose che non vanno, troppi contenuti che minacciano il nostro ambiente. Ci sono normative che ad esempio smantellano la legge sulle cave andando a togliere tutti i paletti che c'erano per la tutela del nostro territorio. Viene tolto il limite del 3% del suolo scavabile per ogni comune, viene tolto il limite del 30% per ogni cava per quanto riguarda gli ampliamenti. Viene impedito alle province di esprimersi, che avevano naturalmente il potere prima di diritto di veto per queste nuove cave, nuovi ampliamenti, e addirittura sparisce la fascia di rispetto da centri commerciali, zone industriali, aree residenziali. Questo non va assolutamente bene, come non va bene ad esempio mettere all'interno del bilancio una norma che smantella il Parco dei Colli solo perché qualcuno all'interno del Consiglio vuole portarvi i suoi sostenitori a caccia. Questo è una cosa intollerabile anche nei metodi. Ad esempio in Commissione Ambiente ci hanno impedito di votare su un emendamento, quello che smantella il Parco dei Colli, che è di natura ambientale. Questo emendamento non è passato in ambiente, ma è passato in Commissione Agricoltura perché chi l'ha presentato è anche presidente di quella commissione, quindi un chiaro conflitto di interessi che è andato a calpestare i diritti di noi consiglieri, ma soprattutto anche i diritti dei cittadini e delle categorie di poter partecipare al processo legislativo, perché così facendo, mettendo queste norme di riforma ambientale all'interno del bilancio, non è stata data la possibilità ai sindaci, alle associazioni di categoria, alle associazioni ambientaliste, ai cittadini in generale di poter dire la propria attraverso ad esempio delle audizioni. Ma non è finita qui, c'è una norma sul turismo che prevede la possibilità di fare case sugli alberi, case sui corsi dei fiumi, creare delle deroghe ad esempio alla legge urbanistica dove si disincentivano i comuni a dotarsi di piani di assetto del territorio nel momento in cui hanno ancora pensato i vecchi piani regolatori generali. Abbiamo presentato una serie di emendamenti, cercheremo di dare battaglia, ma così assolutamente non va. Così assolutamente non va, non è giusto che importanti norme di tutela ambientale vengano nascoste nelle maglie del bilancio in modo tale da far passare il tutto praticamente con un blitz a svantaggio della partecipazione dei cittadini, ma soprattutto a danno del nostro ambiente. Faremo il possibile per evitare questo.